Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tra domani e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. In una sola settimana più di quante ne sono state consegnate in 45 giorni tra gennaio e febbraio. Un quantitativo importante che segna l'effettivo cambio di passo nell'immunizzazione degli italiani. Si sbilancia il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che poi avverte ora bisogna lavorare tutti insieme affinché nessuno resti indietro. Dopo i ritardi e le mancate consegne da parte delle case farmaceutiche, lo stop and go di AstraZeneca e i richiami del Premier Mario Draghi alle regioni affinché rispettino le indicazioni del governo sulle categorie prioritarie, la campagna di vaccinazione di massa che consentirà all'Italia di uscire dall'incubo del virus sembra aver iniziato a correre. Da oggi è stata superata la soglia dei 9,2 milioni di dosi somministrate, vale a dire che il 18,6% dei 51 milioni circa di italiani che possono ricevere il vaccino hanno avuto almeno una dose e 2,9 milioni di persone, il 4,9% della popolazione vaccinabile è così immunizzata. E alla Tisana oggi proseguono i vaccini anti-Covid. Il piano prevedeva ieri in questo presidio circa 1000 somministrazioni di vaccino Pfizer a persone ultra ottantenni e appartenenti alle categorie fragili, mentre oggi sarà la volta di altre 800, la fascia d'età 75-79 con il siero AstraZeneca. Sentiamo le parole del vicegovernatore Riccardi ieri alla Tisana. È un lavoro che si sta svolgendo con ordine e regolarità, quindi io voglio ringraziare le persone, le famiglie che accompagnano le persone che hanno scelto di vaccinarsi, naturalmente tutto il sistema sanitario e tutta l'organizzazione dei volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile, di tutte le associazioni che ci stanno dando una grande mano nel compiere questo sforzo imponente che tutti speriamo di poter concludere prima possibile mettendo in sicurezza le persone. I numeri attribuiscono alla Regione una posizione di leadership per quel che riguarda le vaccinazioni in campo nazionale. Sì, poi ogni lettura è una lettura che dà la sua interpretazione. A me questa gara tra le regioni non piace, mi auguro che si spengano queste corse che non servono a nessuno. Noi abbiamo la migliore performance in doppia dose, cioè il ciclo concluso ci vede in testa. Ho letto qualcuno che deve avere qualche difetto di matematica perché ci ha detto che siamo in coda con la prima dose, ma se siamo in testa con la seconda è un po' difficile che possiamo essere in testa con la prima. Quindi, ma al di là di questo è un esercizio inutile, dobbiamo cercare di fare le cose in positivo perché in questo momento servono le cose in positivo, serve la fiducia da parte delle persone che scelgono di vaccinarsi e serve il sostegno al sistema sanitario che da un anno sta sostenendo con le proprie forze, auspicando che ne arrivino altre dalla gestione commissariale per completare questa importante attività che ormai vede superato il 10% delle persone vaccinate residenti in Friuli Venezia Giulia. I dati dei contagi. Ieri nella nostra regione sono stati rilevati 672 casi di positività su 8.021 tamponi molecolari, sono 433 i nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,40%, sono inoltre 3.044 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi, il 7,85%. I decessi registrati sono 14, i ricoveri nelle terapie intensive sono 82, mentre quelli in altri reparti scendono a 645. L'esito del sequenziamento sul campione di tamponi positivi preso in esame indica un andamento della diffusione della variante inglese in Friuli Venezia Giulia arrivata all'89% dei casi. Relativamente alla diffusione della variante inglese nei singoli territori delle ex province, Pordenone e Udine registrano il 100% delle positività con questo tipo di mutazione, seguono Gorizia 90% e Trieste 62%. Troppi contagi a Pagnacco e nonostante le restrizioni da zona rossa, le famiglie fanno incontrare i bambini attualmente in DAD a casa per festicciole o per fare i compiti assieme e così il sindaco scrive alla dirigente scolastica chiedendo che gli insegnanti segnalino eventuali episodi del genere dei quali siano a conoscenza. Perplessi docenti e famiglie.
In municipio arrivano segnalazioni che bambini e ragazzi della scuola, attualmente in didattica a distanza, nonostante le restrizioni da zona rossa, si ritrovano nelle rispettive case per feste di compleanno, incontri e per fare i compiti assieme. Così il sindaco scrive alla dirigente chiedendo che lei stessa e gli insegnanti segnalino eventuali casi del genere dei quali siano a conoscenza. Succede a Pagnacco. Suppongo sia a conoscenza, scrive il primo cittadino Luca Mazzaro alla dirigente dell'Istituto Comprensivo Pagnacco Martignacco, della grave situazione che stiamo fronteggiando per quello che riguarda i contagi da Covid-19. A questa premessa segue la richiesta di segnalare gli episodi incriminati, richiesta che ha generato qualche perplessità tra docenti e famiglie. Mi rendo conto delle difficoltà del momento e anche di quanto sia impegnativo per gli insegnanti gestire anche la didattica a distanza, scrive il sindaco. Anche per questo motivo ritengo sia importante chiedere questo piccolo sacrificio alle famiglie. Ormai i ragazzi utilizzano con scioltezza gli strumenti per fare la DAD e li possono utilizzare anche per vedersi tra loro e fare i compiti assieme o per socializzare. Siamo molto preoccupati per l'andamento dell'epidemia nel nostro comune, che è tra i primi 10 in regione per numero di contagi, spiega la vice sindaco Laura Sandruvi. I numeri di giovedì ci dicono che su 5.000 abitanti abbiamo 79 persone in isolamento, 77 in quarantena e 3 ricoverate. Già la settimana scorsa il sindaco ha inviato una comunicazione ai cittadini richiamandoli al rispetto delle regole ed invitandoli ad evitare la frequentazione di amici e parenti non conviventi, visto il dilagare del virus nella nostra comunità. Purtroppo questi episodi si verificano ancora, prosegue Sandruvi. Da qui la lettera di Manzaro, che è una richiesta d'aiuto alla scuola per sensibilizzare le famiglie. Nessuno si senta offeso da questa comunicazione, conclude la vice sindaco. È solo un appello a non sottovalutare la situazione e a mantenere alta la guardia. Ristoratori sul piede di guerra, avevamo ricevuto rassicurazioni dal ministro Garavaglia, afferma Antonio Della Mora, presidente provinciale FIP, ed ora i ristoratori chiedono vaccini come le categorie a rischio. Per noi assolutamente sarebbe dire la disfatta è fin troppo banale, perché il settore è già in ginocchio da tempo, hanno già chiuso 13.000 pubblici esercizi in Italia. Sicuramente supereremo i 50.000 esercizi che non potranno più operare dopo quest'ultima botta. È stata un po' un fulmine a ciel sereno questa notizia, perché non più tardi di lunedì, quindi 5 giorni fa, abbiamo avuto un direttivo nazionale presente il ministro del turismo Garavaglia, e si era dimostrato onestamente molto, molto ottimista rispetto a un'apertura durante il mese di aprile. Quindi questa notizia di ieri veramente ci ha fatto cascare dalla sedia. Sembra, quando qualche adulto fa correre i bambini e in corso di gara gli sposta il traguardo, sperando che non se ne accorga, perché tanto sono bambini distratti, non hanno l'esperienza. Ecco, noi non siamo questo genere di persone, siamo dei professionisti adulti, siamo delle aziende che reggono buona parte del paese. Però vedo che certe categorie che si vede sono politicamente più forti, la vaccinazione l'hanno ricevuta, perché c'è qualcuno che non ha così tanto contatto col pubblico e che invece è già stato vaccinato. Molti di quelli che fanno smart working. Non mi sembra corretto, penso per la nostra categoria, ma penso anche per esempio per i dipendenti dei supermercati. Mi sembra una cosa abbastanza volgare. Siamo alla pagina politica. L'ex presidente della Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, in poll come capogruppo Dem alla Camera dei Deputati, ma nel Partito Democratico scatta l'ennesimo scontro interno proprio su chi debba ricoprire questo ruolo, ed è una bella gatta da pelare per il neosegretario Letta, costretto a fare i conti con mal di pancia che ricordano molto quelli con i quali ha dovuto confrontarsi il predecessore Zingaretti. Pomo della discordia sono le parole dell'altra candidata, Mariana Madia, che ha scritto una lettera aperta ai colleghi nella quale ha accusato Graziano Del Rio di una cooptazione mascherata nei confronti di Serracchiani. È così che la corsa per la guida del PD si trasforma in guerra aperta, con uno scambio di mail tra i tre protagonisti dello scontro. Madia punta il dito contro quello che definisce tradizionale gioco degli accordi trasversali. Del Rio risponde di sentirsi ferito, di non meritare accuse di manovre non trasparenti o di potere. Serracchiani dal canto suo non accetta di essere definita
definita persona cooptabile, quindi non autonoma. L'autonomia è stata la cifra della mia storia personale e politica, replica l'ex presidente della regione. E siamo alle notizie di cronaca. Festa all'interno di un'abitazione privata ieri a Sacile. A scoprirlo attorno alle 20 i carabinieri della stazione di Aviano con il supporto della radiomobile di Sacile. Il numero di vetture posteggiate nel cortile della dimora e il via vai di ragazzi aveva attirato l'attenzione di diversi residenti in zona, così sono scattate diverse telefonate al 112. I militari hanno raggiunto la casa e hanno constatato che oltre alle persone appartenenti al nucleo familiari erano presenti altri 6 giovani non appartenenti a quella famiglia che tra l'altro avevano tentato di nascondersi all'arrivo dei carabinieri. Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni residenti a Caneva e a Sacile sono state contestate le violazioni amministrative previste dalle normative anti-Covid, sanzioni che variano da 280 a 373,33 euro. Ladri questa notte al consorzio agrario di Prata di Pordenone. L'allarme è scattato intorno alle 23:30 con l'allert giunto dalla sala operativa della vigilanza privata. Collegandosi all'impianto di videosorveglianza, un operatore della centrale si è accorto della presenza di 2 persone, ma malviventi sono riusciti a rubare il solo registratore di cassa e il bottino di circa 200 euro. Usava il tagliando invalidi del suocero defunto da tempo ed è stata sanzionata una donna di Sacile, scoperta dalla polizia locale. Transitava e parcheggiava in zona a traffico limitato utilizzando un tagliando invalidi appartenuto al suocero defunto da tempo. Per lei 120 euro di sanzione e meno 2 punti sulla patente. In occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, Telefriuli in collaborazione con il Teatri Stabil Furlan propone Dante per Furlan. Attori interpretano brani della Divina Commedia in marilenghe. Appuntamento la domenica alle 19:15. Tu vedràs la dolorosa int che ha perduto il ben dall'intelletto. E poco la sua man la metti niente, con vis serena, che mente vigni conforte, o entrin lì. Anche Telefriuli, grazie al Teatri Stabil Furlan diretto da Massimo Somaglino e presieduto da Lorenzo Zanon, in collaborazione con la Fondazione De Claricini Don Pacher, celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Debutta domenica 28 marzo alle 19:15 la prima di 7 pillole dedicate al sommo poeta. 4 attori recitano un passo della Divina Commedia in friulano con la presentazione di Paolo Patui. L'organizzazione è a cura di Tarcisio Mizzau, la regia è affidata a Stefania Carlotta Del Bianco. Amor, che amai amate e amati perdone, che apat mi ha di che plasin tan fuerte, che viot che a chi anche mo non mi bandone. Amor nu samenat, dutun ai muart, Caine vul, cui che non sa studat. Nos viaggiare in cussil lor rapporto, e io, dopo aver tanto lor ascoltato, o play voi, e io manten tan basso. Siamo allo sport, al basket. La UEB Gesteco Cividale batte Teramo 73-56 dopo un primo quarto equilibrato ad appannaggio degli ospiti. I ragazzi di Coach Pilla tengono 20 minuti di intensità difensiva e precisione offensiva, rendendo così il quarto decisivo poco più che accademico. Troppa la differenza vista in campo a causa del riposo forzato dovuto all'isolamento fiduciario dei giocatori abruzzesi, i quali nonostante ripetuti tamponi negativi sono dovuti rimanere a casa fino all'inizio della settimana. Alla lunga i bianchi di casa hanno fatto valere la propria superiorità tecnica e soprattutto fisica. Finisce così 73-56 con la gara mai in discussione dopo i primi 15 di equilibrio. Ed ora la sosta per la Gesteco, l'avventura delle Fanaleita, Cervia e Rimini, dove venerdì alle 21 i Ducali affrontano la Moncada Agrigento per i quarti di finale. Siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione. Prossimo appuntamento con informazioni in diretta alle 19. Buona giornata.